Amici bellini, quel drago di Andrea Dream Marinozzi ce l'aveva segnalato, Manzambi, e mettete Manzambi e Manzambi entra, segna, strabilia. E a quanto pare ha strabiliato anche il presidente, che ci dicono fosse allo stadio a goderselo. Poi c'erano vari giocatori che magari potevano interessare, oppure magari è andato per godersi una serata di calcio. Però come caratteristiche secondo me ci siamo, e vorrei far vedere un attimo nello specifico. Cominciamo. Ho guardato un po' di video di Manzambi e veramente si vede proprio il talento, il predestinatino che sembra già più grande della sua età. Lasciate un like adesso, proprio ve lo chiedo adesso, perché è prima che si lascia il like e poi dopo si fanno le analisi. Però secondo me già è troppo tardi, cioè quando poi un giocatore del genere fa l'esploit al mondiale, si fanno vedere anche le squadre, quelle che possono permettersi anche il rischio. Ho letto per esempio Liverpool su Diomandé, 100 milioni rifiutati. A quel punto sei arrivato tardi. Ma perché faccio comunque il video su Manzambi? Perché il Napoli sul ragazzo, se è vero quello che ci dicono, ci è arrivato un po' prima. Se ci spostiamo un attimo, voi vi iscrivete al canale. Non siete iscritti al canale? Completamente pazzi, perché qua cerchiamo di entrare nel profondo. Grazie a tutti quelli che hanno visto il video di ieri con Asia, anche lei ha apprezzato i vostri commenti, grazie a tutti. Allora, ho cercato proprio quando sono iniziati i rumors, perché me lo ricordo e non abbiamo approfondito perché non era il caso, secondo me, ma adesso è il caso, e spero con tutto me stesso che il Napoli avesse già impostato una serie di discorsi quando tu ti interessi di un giocatore, se è vero, e magari metti delle basi per poi, vi ricordate, ogni tanto ce lo dico, dici il Napoli c'era arrivato prima, quindi magari, perché il ragazzo è veramente forte. Quindi vedi qua 2 dicembre 2025, addirittura qua 18 novembre 2025, dove parlava la gente, no, questo è qua parlava la gente, il ruolo preferito, il numero 8, perché con la sua fisicità riesce a vincere contrasti e essere dominante a centrocampo. È difficile fare un look like perché tutti i giocatori sono diversi, è chiaro. Vedi il giocatore bello dominante con le treccine eccetera eccetera, pensi subito ad Anguissa, però è un po' più piccoli, è dominante comunque, un po' più piccolino, ma non disdegna il colpo di testa e secondo me è più offensivo di Anguissa. Tant'è vero che a me non mi fa impazzire questo paragone con Manu Koné. Somiglianza con Manu Koné? No, può giocare anche in quella zona di campo, nel senso da mediano, però è uno che si propone molto, è uno che gioca anche in attacco. E vi devo far vedere anche le hitmap. Qua tra giocatori simili l'AI si sbizzarrisce, non ci dobbiamo fidare di AI. Camavinga, De Bruyne e Bellingham come giocatori simili. No. Però allora AI prende i numeri, prende le caratteristiche fisiche, e allora vedi come Manzambi, come Bellingham, si impone fisicamente come box to box, può portare il pallone. Questa valutazione tra i 28 e i 34 secondo me è già schizzata intorno ai 50, quindi diventa difficile. Se non hai fatto un precontratto diventa difficile. Però adesso noi lo compariamo anche con un altro giocatore di cui si parla spesso, che è Rios. Amici bellini, Andrea Marinozzi, grazie infinite. A te, a presto. Andiamo con lo scavetto, ci spostiamo un attimo sta zona per mettere lo scavetto. Poi abbiamo avuto anche altre notiziole. Pare che il contratto di Allegri sia un triennale e non un 2+1. Poi cambia poco perché anche quello di Conte era un triennale e vabbè. Però sappiamo che così in teoria ti dà l'idea che tu ti fidi proprio e sai di poter far bene, perché legarsi 3 anni a un allenatore che poi lo devi pagare se non dovessero andare bene le cose, e stiamo vedendo che pure col Milan non è che sta mollando quello che può mollare con facilità. E poi sempre sul riguardo i portieri, il fatto che possano andare via tutti e due, sia Meret che Milinkovic-Savic, ci deve portare un altro portiere, ma Vicario pure la Juventus, quindi dobbiamo capire. Però spostandoci qua, Manzambi, perché l'ho messo in comparazione con Richard Hill? Ho fatto una comparazione prima con Anguissa, poi anche con McTominay, con alcuni giocatori che noi conosciamo molto bene. Guardate l'hitmap di Manzambi a sinistra e Rios a destra, sono proprio quelle due mezzali tuttocampiste che
coprono tanto campo. La differenza è che Manzambi tiene 20 anni, è under, non ti occupa niente nelle liste e c'ha un potenziale molto più alto essendo così giovane. Infatti Sofascore lo porta a 54 milioni di valore di mercato, mentre Rios ha 27. Rios 26 anni, quindi fatto e finito. Vedete, 1,82, un po' più piccolino rispetto agli altri, ma si impone fisicamente. Ho visto tanti gol anche di testa. Come minuti giocati più o meno siamo lì, anche come partite giocate, 5 gol a testa, 4 assist a testa. Ecco perché mi piace proprio questa comparazione con Rios, che noi abbiamo visto come ci ha fatto a fettine in Champions League. Più assist attesi, all'assist incorporato Manzambi. Però poi dobbiamo andare a vedere le caratteristiche difensive, perché ci dobbiamo compenetrare con l'allenatore che lo dovrà allenare. Lo stesso Anghissà, noi abbiamo sempre Anghissà, quello là che fa legna a centrocampo, ma è un giocatore molto tecnico, che poi i vari allenatori, per esempio Conte, lo ha preso e ha fatto in modo che Anghissà diventasse anche un goleador. Ricordiamo all'inizio della stagione non arrivavano i gol degli attaccanti, stavano arrivando i gol di Anghissà. Un intercetto a partita, 0,6 per Rios. Contrasti ne fa più Rios, che poi c'ha quella roba sudamericana. Salvataggi meglio Manzambi, tiri bloccati meglio Rios. Quindi sono quasi comparabili, sarebbe bello averli entrambi. Perché hanno fase difensiva e hanno fase offensiva. Dribbling riusciti meglio Manzambi, così come i duelli a terra. Contrasti aerei meglio Rios. Rios è più falloso, quasi il doppio dei falli. Manzambi subisce 2,9 falli, vuol dire che è uno che dribbla. L'ulteriore comparazione secondo me va fatta con Rabiot. Ovviamente non prendiamo in esame il mondiale, ma prendiamo in esame la Serie A e guardate quanto sono simili le hitmap. Quindi se è vero come è vero che magari, è chiaro, Allegri si porta dietro il nome di Rabiot per forza, però tu devi anche pensare, Rabiot ha 31 anni, quanto si prende di ingaggio, ti vuoi prendere un altro giocatore fatto e finito che poi non puoi rivenderti, devi capire quanto riuscirai ad ottenere dalle cessioni. E secondo me se avevano individuato questo, a prescindere da Allegri, perché è un giocatore che sicuramente è interessante per qualsiasi tipo di allenatore, guardate lì quanto sono simili. Ovviamente Rabiot è più alto, però anche qui 5 gol, 6 gol, 4 assist. Rabiot ha molta più fase difensiva, ecco perché ad Allegri piace sempre moltissimo. E insomma, sto guaglione è forte, ma non possiamo pensare di innamorarci di giocatori del mondiale e che li blocchiamo subito durante la manifestazione, anche perché purtroppo abbiamo visto quello che è successo a Ismail Koné. Speriamo insomma che pare che insomma la frattura sia, se avete visto le immagini, non guardate le immagini perché sono veramente immagini forti, e immagina aver bloccato un Ismail Koné prima dei mondiali, tu pensi di aver fatto un grande investimento e poi devi vedere quando torna e come torna. Quindi il mondiale dopo una stagione lunga ti può portare a delle problematiche, e De Laurentiis lo disse anche l'anno scorso, disse anticipare certe operazioni di mercato significa raddoppiare quello che puoi pagare, e lo ha anche fatto, perché noi abbiamo fatto un mercato anche abbastanza presto l'anno scorso per avere i giocatori a disposizione di Conte in tempo e per farglieli valutare. E non lo so se ci siamo pentiti di questa cosa qua, perché poi uno dei migliori acquisti è stato quello là fatto in extremis grazie tra virgolette all'infortunio di Lukaku, che è Højlund. Quindi secondo me dobbiamo portare un po' di pazienza, possiamo guardarli questi giocatori impegnati al mondiale, ma è difficile che si possano fare trattative durante il mondiale, si vogliono giocare le loro carte, e se le giocano bene aumenta anche il loro valore, si fanno vedere un po' da tutti, anche da squadre che non badano a spese e possono permettersi di rischiare anche su dei profili che per la giovane età si portano dietro l'incognita. Dice: che riuscita ti fa? Quanti giocatori possiamo elencare che erano grandissimi giovani promesse e poi non sono esplose perché si sono stati inseriti in contesti sbagliati, magari non per colpa loro. Mi fanno sapere che mancano 3 followers ai 100 followers su Calcio Fluido su TikTok. Se siete presenti è una cosa di cortesia. E per quanto riguarda la porta, vediamo, perché io onestamente tra Vicario e Meret, questo fatto che Milinković-Savić non sia piaciuto a nessuno in generale
onestamente non lo capisco, però va bene, lo posso accettare. Io credo che abbia mercato, che troverebbe una squadra se tu te ne vuoi liberare. Tra Vicario e Meret onestamente io non vedo una grande differenza. Potrebbe aver senso cambiare aria se Meret fosse effettivamente sembra quasi che sai poco. Allora, effettivamente coinvolto in quelle robe di spogliatoio un po' losche di cui abbiamo sentito cose varie che però di cui non abbiamo conferme, quindi se c'è da cambiare aria ben venga l'operazione, altrimenti onestamente non la capisco. Se ti danno dei bei soldi che sono tutta plusvalenza può aver senso, però secondo me il Napoli deve fare molto sulla fascia destra, non si può lasciare un Di Lorenzo con un anno ancora in più sempre solo a fare quella fascia, specialmente se poi verrà utilizzato da quinto e quindi ancora più lavoro, visto che abbiamo visto che tutti tra Bracetti e difensori centrali siamo pienissimi, e quindi o si dividano quella fascia Di Lorenzo e Politano, o altrimenti un terzino. Si parla sempre di Dodò, si parla dell'altro che non conosco e quindi non ne parlo, e bisognerà capire, molto importante quello che succederà a centrocampo tra i giocatori che lasciano e quello che riesci a prendere. In attacco poi molto dipenderà da quanto vuoi utilizzare la doppia punta, e a quel punto devi fare un lavoro, oppure se vuoi utilizzare 2 trequartisti dietro la punta, e là te la puoi giocare con Alexson Santos, con Vergara, con Neres, con altri giocatori. Sarà interessante. Ci dicono che l'ufficialità di Allegri può arrivare da un momento all'altro, siamo in attesa, ne parleremo. Voi siete iscritti al canale? Se non siete iscritti iscrivetevi al canale Telegram che trovate in basso in descrizione, perché lì io faccio partire tutte le notifiche possibili, mini social, gli altri canali, alcuni video che non posso postare qui perché non si possono postare, li posto lì, e io vi ringrazio sempre per il vostro supporto. Da New York, Valerio Fluido è tutto, andiamoci a vedere perché tra un po' gioca McTominay. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.